Sarà Luca Balzano di Torre Annunziata il nuovo bomber della Nuorese. Il giocatore, che vanta un curriculum impressionante con una media realizzativa vicina ai 30 gol a stagione, ha firmato il contratto che lo lega alla società verde-azzurra stamattina. L'occasione è stata fornita dalla presentazione di altri due acquisti che la Nuorese ha perfezionato nei giorni scorsi. Quello del portiere Simone De Lipperi, una grande esperienza maturata in giro per l'Italia in campionati professionistici, e del difensore centrale Bruno Frongia, che torna a Nuoro dopo una parentesi di 6 anni. I 3 nuovi acquisti della Nuorese sono stati presentati stamattina. A fare gli onori di casa il presidente verde-azzurro Michele Artedino e i componenti del direttivo, con il nuovo vicepresidente Paolo Tuffu. Tutti i nuovi acquisti si sono detti entusiasti di giocare alla Nuorese, una formazione ambiziosa che punta a disputare un campionato di vertice. Sono 3 acquisti importanti, fondamentali per far capire al momento l'impegno della Nuorese sul campo, che sta mettendo per arrivare a fare questa migliore formazione, per cercare, non dico di centrare gli obiettivi, ma per farlo di fare un oneroso campionato di eccellenza. Sicuramente non abbiamo chiuso la nostra campagna acquisti, è a metà strada, siamo alla ricerca in settimana alla firma del contratto con 2 importanti giocatori, un centrocampista sicuramente di serie superiore e un difensore centrale. Ma oggi penso che il nostro fiore all'occhiello è la chiusura del bomber, quello che noi possiamo possa essere bomber della Nuorese, un Luca Balzano, giocatore importantissimo, conosciutissimo e premiatissimo, quest'anno premiato come il migliore giocatore dell'eccellenza campana, con un curriculum che fa letteralmente paura, 114 gol negli ultimi 4 campionati, con decine di squadre pretendenti, ma la Nuorese è riuscita a spuntarla sulla agguerrita compagine campane per riuscire a portare il meglio che ci potrebbe essere in queste categorie oggi in giro in Italia. Poi un accordo col Cagliari, da cui arriveranno 6 fuori quota che completeranno insieme ai nuoresi la rosa 2013-2014. Assolutamente sì, abbiamo preso un difensore centrale, Bono, che ha già calcato i campi della Serie D in modi di proprietà del Cagliari, seguono Antonio Usai, sempre un altro difensore centrale molto importante con un passato di oltre 40 partite nella primavera del Cagliari, Cristian Sanna, un centrocampista, un esterno che non ha bisogno di presentazioni, sempre con oltre 40 partite in primavera, insieme a lui Tommaso Puddu, sempre provenienza Cagliari, sì, che penso che questa sia una grande Nuorese, una Nuorese competitiva, una Nuorese che ci possa far veramente sognare e far vedere tanta gente allo stadio, perché la società sta veramente facendo tutto e per tutto per ricreare questo entusiasmo e portare il grande calcio a Nuoro che manca ormai da diverso tempo.